Torniamo a parlare di Porta Santa Maria o Porta Garibaldi, il primo impatto che un foresto che viene da fuori ha con il centro storico della città. Una chicca sistemata da non molto per mostrarsi al meglio, attorno alla quale è stata rivista la pavimentazione proprio per darle un aspetto ancora più curato. Pavimentazione che purtroppo ha avuto fin da subito necessità di interventi a causa di una tubatura che si è rotta sotto l'impalcato. A parte le due aree dove la pavimentazione è ancora al grezzo in attesa del termine dei lavori, il ponte e la porta hanno un aspetto tutto sommato più che degno. I turisti si fanno le foto davanti al leone della Serenissima, riprendendo poi il corso e gli scorci che si mostrano, e davanti ai New Jersey. Ce lo continuano a chiedere: cosa ci fanno ancora là i New Jersey? A cosa servono? A chi servono? Probabilmente continuano a delimitare il cantiere fino alla sua conclusione. Il cartello del cantiere non è infatti ancora stato rimosso. Non si chiede però di parlare dei New Jersey solo per un fattore estetico, che comunque ha un importante peso, ma il fattore sicurezza ha certamente un peso maggiore. Tali contenitori, che dovrebbero essere riempiti di sabbia o di acqua per essere stabili, sono vuoti, e lo abbiamo già visto e riportato. Nelle giornate di forte vento si fanno trasportare, finendo anche in mezzo alla strada, rischiando di incrociare il passaggio di una bici, di uno scooter o di un'auto. Ne abbiamo visti anche sul marciapiede, li potete vedere nel video, e il rischio è che un forte vento li faccia arrivare all'improvviso anche addosso a una persona. Abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin, il quale ci ha confermato che nell'intervento di recupero di Porta Santa Maria già programmato sono previsti dei delimitatori in marmo in arrivo, si spera entro la fine dell'anno. Quando questi saranno installati, i New Jersey verranno finalmente tolti. Il lavoro che interessa l'area non sarà però ancora completo. Sul Canal Vena deve essere realizzato un camminamento pedonale a sbalzo all'altezza della rotonda, già autorizzato, seguito dalla sovrintendenza, che ha dato precisi dettami sui materiali, sulla tipologia dell'installazione che andrà applicata sul Canal Vena. Tale camminamento consentirà ai pedoni di dirigersi verso il corso del popolo in sicurezza, senza dover entrare nella carreggiata, per evitare le mezze sfere in marmo delimitanti. Si spera che il tutto possa essere completato prima della prossima estate. Ormai le tempistiche dipendono quasi esclusivamente dalla consegna dei materiali e dei manufatti. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. Due interessanti bandi sono stati pubblicati dalla Regione Veneto in un'ottica di maggiore sostenibilità e minore impatto ambientale. Infatti la Regione Veneto ha indetto un primo bando per ottenere i contributi per la rottamazione delle vecchie stufe, passando a impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa o a pompe di calore elettriche di potenza massima inferiore o uguale a 35 kW. Si potrà presentare la domanda relativa entro il prossimo 7 maggio. Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel territorio della Regione del Veneto, oppure essere proprietari, detentori o utilizzatori dell'immobile ubicato nel territorio regionale in cui avviene l'installazione e rottamazione del generatore di calore, sostenendo le spese per la realizzazione dell'intervento, e avere un ISEE fino a 50.000 euro. Nelle scorse settimane la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Buttacin, ha incrementato la dotazione iniziale del bando stufe, portando lo stanziamento complessivo a 7 milioni di euro. La Giunta regionale ha inoltre approvato un secondo bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 8.400 euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale. La dotazione finanziaria destinata al bando ammonta a 7 milioni di euro.
Eddie Badoer, a breve 55enne, continua a trionfare nelle competizioni di bodybuilding. Poliziotto di professione, domenica 26 novembre ha ottenuto un'ottima prestazione ad Abano Terme durante l'European Championship NABBA, National Amateur Bodybuilders Association. Badoer si è piazzato infatti al secondo posto nella categoria Master 55 e al quinto posto nella categoria Classic Bodybuilding. È stato premiato da Lee Prest, illustre campione degli anni 90 nella specialità. Grazie Eddie, grazie Roberto. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che ieri è stata una giornata storica per la sanità padovana, veneta e nazionale, con l'avvio della costruzione del nuovo ospedale di Padova Est e del più grande polo sanitario d'Italia con il recupero del Giustinianeo. Ha inoltre annunciato la presentazione del progetto per il nuovo hospice pediatrico a Padova, destinato a offrire assistenza a bambini affetti da malattie inguaribili. Zaia ha sottolineato l'importanza di offrire sostegno e conforto ai bambini e alle loro famiglie di fronte a malattie senza cure, affermando che il progetto, con 12 stanze dotate di tecnologie moderne e spazi dedicati ai genitori, rappresenterà un modello unico in Italia. Ha espresso la speranza di estendere questa iniziativa oltre Padova, considerando la presenza limitata di hospice pediatrici in Italia, solo 7. Il governatore ha evidenziato il valore di unire una struttura moderna con un'alta formazione degli operatori, lodando l'istituzione da parte dell'Università di Padova di un insegnamento dedicato alle cure palliative pediatriche. Zaia ha ringraziato l'associazione La Miglior Vita Possibile, l'azienda ospedale Università di Padova e il personale medico-sanitario per il loro impegno e contributo al progetto dell'hospice pediatrico. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia al venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.